Ce lo prepariamo un dolcino veloce veloce. Non dico cannoli perché mo non so forma di cannolo ripieno. Forma, assaggiamo questo qua perché gli volevo dare un'altra forma, ma mi piace più così. Poi vedrete durante il video. Questi qua non sono croccanti, quindi per chi non ama il croccante è ottimo. Ma sono buonissimi. Andiamo. Uova, zucchero. Ho aggiunto la vaniglia bourbon, ma potete aggiungere qualsiasi tipo di vaniglia e un pizzico di sale. Aggiungo il latte. Ho sciolto del burro a bagnomaria. Questo un pezzettino che non si è sciolto. Vai. Quindi si è permesso. Ecco qua. E in ultimo aggiungo la farina. Eccolo pronto. Prendiamo una piastra, questa qua per fare i panini tosti. Se non l'avete una padella antiaderente va bene lo stesso. Ecco qua, una volta che l'abbiamo fatta riscaldare bene, scegliamo noi la grandezza da fare e facciamo cuocere. Eccola qua, una volta pronta, non va imburrato perché è antiaderente. La rotoliamo così, state sempre attenti perché scotta. Eccola qua e la mettiamo in un piatto e continuiamo. Eccole pronte, queste sono un po' diverse perché le volevo fare di un'altra forma, ma così non mi piacciono, quindi le facciamo così. Prendiamo una crema spalmabile a piacere, potete fare crema al formaggio, solo panna, quello che preferite. Io ci metto questa qua, nocciole e caramello. Ecco qua. Eccoli pronti, un po' di zucchero a velo, provateli.